Don Bairo l'Uvamaro presenta Le avventure di Cimabue. Oggi fu il giorno di letizia per lo convento e per li frati tutti, che in omaggio al progresso che divampa ci misurammo nell'arte della stampa. Avanza come sempre Cimabue, che se una cosa fa ne sbaglia due. Lo primo tentativo è sciagurato e Cimabue finisce scritturato. Cimabue, Cimabue, fai una cosa ne sbagli due. Poscia ci fu novello esperimento e Cimabue compila il paginone. Ma anche stavolta, ahimè, fa confusione. Cimabue, Cimabue, fai una cosa ne sbagli due. Ma Cimabue non teme le premesse e stampa un'edizione straordinaria. Ad improvviso cedono le presse e parte come razzo su per aria. Cimabue, Cimabue, fai una cosa ne sbagli due. Ma che cagnara! Sbagliando si impara! Andammo alla ricerca in 22 e infine ritrovammo Cimabue. Così, per festeggiare in degno modo la ritrovanza e l'operiglio scorso, frate Priore, che è un intenditore, tirò fuori un liquore al mondo raro. Così nacque Don Bairo l'Uvamaro. Don Bairo! Anno di grazia 1452. E Don Bairo l'Uvamaro. Amaro di uva, bontà e benessere di preziose uve silvane ed erbe salutari. E Don Bairo l'Uvamaro. E per l'aperitivo GB Personal, il Gin Bitter.